Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi ci incontriamo con la gentilezza e la cortesia del dottor Enzo Merler, che è venuto qui alla sede CIR di Vicenza, disponibile a rispondere a qualche nostra domanda in merito alle emergenze del processo PFAS. Senta, per curiosità, perché avete preso i lavoratori dell'OGR come confronto? Perché era una popolazione che noi seguivamo nell'attività del registro tumori, oltre alla rilevazione sistematica in Veneto, nel periodo in cui abbiamo lavorato, di identificazione dei casi di mesotelioma che insorgono nella popolazione, abbiamo anche ricostruito una serie di gruppi lavorativi che hanno avuto a che fare con l'amianto. Tra questi c'era l'Officina Grandi Riparazioni di Vicenza, che è una struttura produttiva che si è trovata a lavorare l'amianto perché era stato usato nella coibentazione dei mezzi ferroviari, in questo caso delle motrici. Certo. Avete anche, che mi risulti, approfondito la questione sul controllo ematologico sui lavoratori stessi, vero? Sì, questo Puoi un po' spiegarcelo? Allora, questa azienda ha iniziato la sua produzione negli anni 70, dopo il gravissimo episodio di inquinamento di fluororomatici di metà degli anni 70, l'azienda si è trovata per la prima volta ad avere a che fare in una maniera un attimo più attenta con la legislazione di protezione anche dei lavoratori e ha coinvolto su indicazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Verona il dottor Costa, allora come medico di fabbrica, diventato poi negli anni, come la legislazione ne ha modificata la figura, il medico competente, che quindi ha lavorato dal 75 fino al 2016 seguendo i dipendenti dell'azienda e facendo le cose che doveva fare come medico competente, cioè la sorveglianza sanitaria. Nel 2000 avvia per la prima volta delle misurazioni nel sangue dei dipendenti. Dico per la prima volta perché lo fa grazie ai contatti che aveva e che avrà stabilmente poi con i produttori e gli utilizzatori di perfluorurati del gruppo delle industrie chimiche. Lo fa utilizzando la procedura che aveva messo a punto un laboratorio americano a cui si rivolgeva la 3M. Questo esame lo avvia, e anche questo è l'interesse, guarda un po' abbastanza dopo che questa era diventata una pratica negli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo la possibilità di discutere con un esame sensibile della situazione della Miteni per quello che riguarda l'esposizione per fluorurati dal 2000, ma in teoria sarebbe stato molto meglio poterne discutere prima. In ogni caso, finalmente viene avviata questa sorveglianza e i risultati sono quelli che ho detto prima. Purtroppo lavorare al reparto per fluorurati significa avere delle esposizioni massicce. Chiunque entri in azienda sugli esami, sui risultati del 2016 ha valori che sono almeno superiori a quelli degli abitanti della zona rossa, cioè ha concentrazioni nel sangue che sono assolutamente diverse, maggiori rispetto a quelle che ha un cittadino comunque. Purtroppo queste sostanze si stanno diffondendo a un livello tale per cui chiunque di noi ha qualche microgrammo di queste sostanze nel sangue. Essere dipendenti dell'azienda voleva dire non avere qualche microgrammo, ma avere delle buone decine o centinaia. Essere lavoratore voleva dire che il livello medio su tutti i lavoratori dell'azienda era di 4.000 e rotti nanogrammi per litro, il che vuol dire un valore che è alcune migliaia di volte superiori a quello della popolazione generale. Ma
i 4.000 è il valore medio in azienda. Ci sono più persone che hanno superato i 90.000 nanogrammi per millilitro. E la decadenza della presenza di queste concentrazioni nel sangue è molto lenta, giusto? Questo è emerso dapprima nei risultati Pur cessando l'esposizione. che gli americani hanno visto nei loro dipendenti, poi anche nelle riflessioni iniziali di Costa su questi dipendenti della Miteni. È così. Occorrono almeno 3 anni e mezzo, 4, per dimezzare il livello dei perfluorurati a catena lunga. Questo valore è più basso per i nuovi perfluorurati a catena corta. 3 anni e mezzo, 4 vuol dire che quella persona che aveva 90.000 nanogrammi litro non arriverà mai, neanche se vivesse 200 anni, a valori come quelli della popolazione generale. Grazie. L'ultima cosa che volevo chiederle è come forse saprà il pubblico ministero che sta conducendo la pubblica accusa nel processo per inquinamento, per disastro ambientale davanti alla Corte d'Assise di Vicenza, tra le altre cose ha depositato una consulenza tecnica redatta da Comba più altri specialisti nel 2018 sul rapporto tra concentrazione delle sostanze perfluoroalchiliche e pericolo di insorgenza di malattie correlabili all'esposizione diretta o indiretta a queste sostanze. Può dirci se sono emersi nuovi studi o comunque è stata implementata una conoscenza migliore e maggiore sugli effetti di questa esposizione in questi anni? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna fare una premessa. Fino ad anni recenti, e per recenti intendo almeno metà degli anni 90, tutti gli approfondimenti sui possibili effetti sulla salute dell'uomo e per l'ambiente di queste sostanze erano interni, commissionati ed interni alle aziende produttrici. Solo con l'esplosione del problema negli anni 2000 di un inquinamento diffuso negli Stati Uniti in diverse situazioni ambientali, per quello che riguarda in particolare l'acqua, inizia della ricerca indipendente su queste sostanze. Questo significa che c'è un moltiplicarsi dagli anni 2000 di approfondimenti sugli effetti che si vede tutt'oggi. Si può anche dire, ad esempio, che persino la consulenza tecnica, questa chiesta delle persone autorevoli come quelle nominate, è oggi da valutare criticamente in funzione di molti nuovi successivi dati emersi. Per esempio in quella consulenza si affermava la presenza di un ruolo causale tra perfluorurati e assetto lipidico. Rispetto a questa associazione causale è oggi più chiaro che esistono altri diversi effetti negativi sulla salute umana per la presenza di concentrazioni elevate di perfluorurati. Occorre tenere presente che lo studio sui dipendenti miteni è uno studio che riguarda una popolazione maschile adulta, ma quello che purtroppo emerge sulla tossicità di questi prodotti, soprattutto di quelli a catena lunga, è che possono avere effetti nella gravidanza per le donne che aspettano dei bambini,
nei neonati per una serie di aspetti che riguardano l'assetto immunologico, eccetera. Per le donne come rischi. Insomma, la popolazione lavorativa non permette di guardare a tutti gli effetti di queste sostanze, e invece in questa situazione quello che c'è è che oltre ai lavoratori c'è una popolazione generale che è stata esposta per diversi anni a concentrazioni di un qualche impegno. Grazie dottor Merler, la ringraziamo della sua disponibilità e cercheremo di approfondire ancora nel corso del processo queste vicende. Grazie. Grazie, buonasera.